bene, ok. Sei pronto? Costa un 300-400 euro. Ma sta porta non si può chiudere. Sì? Sì. Come entrano piano piano. Gabriele, siamo in diretta su Gabriele. Però. Vai. Aspetta. Angela, potevo chiudere sta porta? No, no, appoggiala, appoggiala. La devi solo appoggiare. La devi solo appoggiare. Sì, ma danno a stare. Buongiorno, buongiorno a tutti. 9 marzo 2023. Parte adesso la diretta delle edicole di Pinuccio per riproporvi ancora una volta l'affrontata di Cinque Frondi. Le immagini che stanno facendo i nostri cameraman improvvisati, ma non troppo improvvisati, vista l'esperienza che hanno avuto in tutti questi anni, Francesco Bonini, Gabriele Bonini e Gianluca Raso ci stanno facendo vedere i momenti di preparazione dei protagonisti di questa straordinaria storia, nelle immagini che arrivano dalla chiesa del Carmine, dove si vede l'Addolorata e San Giovanni, e dalla chiesa matrice dove stanno per concludersi, si sta per concludere la Santa Messa. Vediamo sullo sfondo la statua del Gesù risorto. Ovviamente il vociare è in piazza, il Corso Garibaldi è teatro di questa straordinaria manifestazione, e attendiamo che si concretizzino gli attimi cruciali per l'ennesima edizione dell'affrontata di Cinque Fronte. In regia, come sempre, Renato Gallo e Annalisa Gallo. La postazione di quest'anno delle edicole di Pinuccio è collocata presso la casa della famiglia Zangari, che ringraziamo ovviamente per l'ospitalità e per averci ospitato. Abbiamo fatto irruzione nella loro casa stamattina per montare tutte le apparecchiature necessarie e mandare in diretta le immagini che state già vedendo. C'è da fare un altro ringraziamento: la famiglia Nardi per la concessione della DSL, strumento ormai necessario per poter trasmettere le immagini che state vedendo. Chi è che sta sentendo sta cosa? Salvatore.
Prendila per te, amore, unione del nostro Padre, Gesù, il nostro testo, Gesù, no. Gloria a Dio. Tantissimi auguri di buona Pasqua a te e famiglia. Sei sempre nel mio cuore, un abbraccio, ci vediamo presto. Ciao e auguri ancora. Si sente tutto? È molto prima. Sta uscendo, esce. Ma non possiamo avere un ritorno dell'audio che c'è all'esterno. Ma qua? Ciccio! Ripetiamo il nostro buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo dall'Italia e dall'estero, in particolare ricordandovi che l'attività dell'edicola di Pinuccio è un'attività di volontari, ognuno mette a disposizione quello che può, quello che sa, quello che ritiene di poter dare per offrirvi ogni anno le immagini della frontata di Cinquefrondi. Lo facciamo soprattutto per quei concittadini che sono fuori, vivono in Germania, fuori dall'Italia, nel Sud America, in Australia. Ogni anno è un continuo sentire di ringraziamenti che ci arrivano, perché immaginiamo le emozioni che si possono provare quando si rivedono queste immagini, e ognuno rivive anche i momenti di quando era al paese, si porta dietro questi ricordi, queste immagini, e le immagini ci stanno facendo vedere che dalla Chiesa del Carmine è uscito già, hanno fatto uscire la statua di San Giovanni. Sapete, la storia dei portatori di questa statua è antica, affidata alle famiglie Corica, Gallo, che da decenni si assumono responsabilità da generazione in generazione di portare questa statua ogni anno in occasione della processione dell'affrontata. Anche qui una piccola parentesi di natura storica. Quante sono le ambasciate, i viaggi di San Giovanni? Non si conosce con precisione, dipende dalla forza, dalla resistenza dei portatori. Sul piano prettamente storico si dice, ma non è aspetto che vale per ogni luogo, che i viaggi di San Giovanni dovrebbero essere 3, ma ci sono
posti dove sono 7, dove sono 12, quanto erano gli apostoli, in altri ancora un numero ancora maggiore. Nel nostro paese non c'è un numero preciso di viaggi che fa San Giovanni, che comincia a fare capolino sul Corso Garibaldi. Vedete Corso Garibaldi che è stato delimitato con delle transenne, cominciano gli applausi, San Giovanni fa il suo ingresso nel corso e cominciano i suoi viaggi, i viaggi che vanno da una chiesa all'altra, in questo caso alla Chiesa del Carmine, a Piazza della Repubblica e alla Chiesa Matrice, dove si sta concludendo la messa, e poi da lì la statua del risorto verrà fatta uscire. Quanto tempo passerà? Quanti saranno i viaggi di San Giovanni? Non lo sappiamo. Intanto guardate queste immagini che stanno facendo i nostri cameraman. Da sotto la vara c'è sicuramente Francesco Bonini, solo lui è in grado di fare queste cose, che si è piazzato sotto per offrirvi questa visione dalla parte inferiore della vara dove la statua di San Giovanni. Vedete come si vede sotto, lui cammina sotto la vara e ci dà questo spaccato di quello che vedono i portatori della statua, o vedono un corso già che comincia a gremirsi di gente. Ovviamente si aspettano poi l'uscita di coloro che stanno nella chiesa matrice, ma il corso diventa il momento per storia di questo avvenimento, di questa tradizionale processione che si ripete ogni anno. È una dimensione propria di alcune regioni del sud, una manifestazione che si fa particolarmente in Calabria, in Sicilia. L'altro giorno mi raccontavano che c'è un paesino in provincia di Palermo, dove i protagonisti dell'affrontata sono in 4. Ci sono posti dove sono 2, ci sono posti dove sono 3 come nel nostro paese, e ci sono dei posti in Sicilia dove i protagonisti sono 4, e cioè Gesù risorto, la Madonna San Giovanni e San Michele Arcangelo. Ho chiesto ma perché anche San Michele Arcangelo? Ci dicono che San Michele Arcangelo in Sicilia viene ritenuto essere quel messaggero che davanti al sepolcro annunciò alle donne la domenica mattina che Gesù era risorto. Vi ricordate il passo evangelico? Cosa siete venuti a fare qui? A trovare tra i morti colui che è vivo? Ecco, il messaggero di quel messaggio della resurrezione di Gesù alle donne, a Maddalena, Maria di Magdala, era stato fatto secondo la tradizione siciliana che c'è in questo paesino che si chiama Rocca Palumba, proprio da San Michele Arcangelo, un nesso che lega anche il nostro paese, che ha come protettore San Michele Arcangelo. Ma io volevo anche cercare di raccontarvi un po' della storia dei riti, dell'affrontata, dei riti della Settimana Santa, e lo facciamo senza alcuna pretesa di voler assolutamente essere coloro o colui che ritiene di avere in tasca la verità. Cos'è l'affrontata intanto? L'affrontata è un incontro, è l'incontro per eccellenza. Racconta infiniti incontri esterni ed interni, e ne anticipa e ne annuncia l'avvenimento, la realizzazione. Qua da noi l'affrontata si chiama così, in altri posti si chiama confrontata, la svelata, la svilata, ed è la rappresentazione teatralizzata dell'incontro tra il Cristo risorto e la Madonna addolorata. All'inizio, come sapete, la Madonna veste ancora i segni del lutto, poi quando si rende conto della certezza della risurrezione di Gesù, viene spogliata dal manto nero, segno del lutto, e diventa da Madonna addolorata Madonna gloriosa. Ma quale origine hanno questi riti e queste processioni?
La telecamera intanto inquadra San Giovanni, vedete, sta procedendo lentissimo sul corso Garibaldi, poi vedremo più avanti come il ritmo aumenterà e come da questo passo normale comincerà ad elevarsi il ritmo e diventare sempre più frenetico fino ad una vera e propria corsa. Stavamo dicendo quale storia hanno, quale passato hanno, quale origine hanno i riti della Settimana Santa, l'affrontata in particolare. Si collega con ogni probabilità anche alle sacre rappresentazioni 4-500esche, in alcuni posti anche nel 600, e si diffonde in altre aree del Mediterraneo, in particolare sulla sponda nord dopo il Concilio di Trento. La descrizione più antica finora nota è quella che ne fa Padre Fiore da Acropani nel 1691 e si riferisce all'incontro tra la Vergine e il Cristo che veniva allora a Gerace. Sento una piccola radio che mi dà delle informazioni, non sono rivolte a me. L'incontro, come dicevamo prima, è preceduto in molti paesi dai viaggi di San Giovanni. In molti paesi perché? Perché è nella tradizione avere tra i protagonisti dell'affrontata anche San Giovanni, ma ci sono dei posti dove ad esempio San Giovanni non viene assolutamente utilizzato, insomma non c'è la statua di San Giovanni. A Polistena c'è solo l'incontro tra la Madonna e Gesù risorto e basta, ma in molti paesi c'è questa figura centrale dell'affrontata che è il mediatore. Ricordate, Giovanni è il discepolo prediletto di Gesù, quello che lui stesso affidò alla madre e da allora viene ritenuto, era il discepolo più giovane, narrano i Vangeli, che per 3 o più volte si sposta da una chiesa all'altra del paese per annunciare a Maria la risurrezione del figlio. Lo dicevo prima, qui da noi San Giovanni viene fatto spostare perché in pratica è una statua. La rappresentazione, come dicevamo prima, è una rappresentazione teatralizzata che serviva tanto tempo fa, quando ancora c'erano forme di analfabetismo dilagante, a spiegare con gesti teatrali la vita, la passione e la resurrezione di Cristo. Come sono i viaggi di Giovanni? All'inizio mesti, li vediamo, quasi rassegnati, tristi, poi diventano gioiosi, allegri, rumorosi, con un ruolo importante che hanno i portantini della statua, portantini che poi incitano con il loro agire, con il loro correre incessante, anche tutti coloro che stanno sul corso, nelle piazze. Insomma, coinvolge tutti i partecipanti e viene raccontata l'iniziale incredulità della Madonna. Maria, Gesù è risorto, lei che dice non ci credo per 3 volte, alla terza volta, quando i viaggi di San Giovanni, le ambasciate, come dicono a Cinquefrondi gli anziani, diventano sempre più frenetici, Maria si convince dell'avvenuta resurrezione del Cristo e comincia a correre verso di Lui. In molti centri questo momento, che è il momento cruciale, diventa quello più rappresentativo, più emblematico, perché entrambi si vestono di dimensione umana. La Madonna aveva visto il Cristo morto sulla croce, umanamente, avendo la certezza della sua resurrezione, gli corre incontro e Gesù si dice faccia la stessa cosa,
perché pur essendo Dio Gesù si è fatto uomo e ha incarnato tutta la dimensione umana, comprese le emozioni, la voglia, il desiderio di riabbracciare la mamma. Quindi entrambi corrono l'uno verso l'altro, dice la tradizione. Quindi Maria finalmente si convince che Gesù è risorto e comincia a correre verso di lui. In molti paesi l'incontro viene a volte ritardato, rallentato, segnato da un'attesa e da una lentezza che generano emozione e pathos, ma soprattutto quando le statue sono vicine. Maria va avanti e indietro per 3 volte, in alcuni posti anche di più, e non sa se avvicinarsi o allontanarsi. Coloro che portano le statue sulle spalle vivono in questo modo lo stupore e la commozione della Madonna. La drammaticità dell'evento in molte comunità è affidata alla corsa delle statue che precede veloce nei portantini, osservati, chiusi, in un silenzio che denota stupore, ansia e in alcuni casi smarrimento. Gli attimi precedenti all'incontro, che avviene quasi sempre dappertutto per tradizione a mezzogiorno o subito dopo in un viaggio in un luogo centrale ed emblematico del paese, nel nostro caso il Corso Garibaldi, che è un po' la parte centrale, la via più importante della nostra cittadina. Dicevo, l'ora cruciale era il mezzogiorno. E si verifica in quei momenti lì, quando tutto avviene, quando avviene l'incontro, un momento anche di sospensione del tempo. Perché? Perché in questo tempo infinito che passa da generazioni, per decenni, per secoli, tutto è rimasto uguale. È come se il tempo si fosse fermato, cambiano solo i protagonisti, i portantini, gli spettatori, ed è tutto ciò che lega il passato del presente, lega gli antenati a coloro che oggi vivono queste dimensioni e queste tradizioni che fanno parte della nostra cultura, del nostro modo di essere. Tutto richiama alla centralità della vita, alla speranza della risurrezione. Per la Chiesa non è una speranza ma è una certezza. In questo modo, dicono i Vangeli, Gesù rende partecipi ognuno di noi, ogni essere vivente, della certezza della risurrezione. Ma andiamo a quell'attimo lì, all'attimo dell'incontro, quando Maria, finalmente incredula della risurrezione, finalmente come dire, certa della risurrezione del Cristo, corre incontro a lui per abbracciarlo. Ecco, l'incontro e la sospensione del tempo, come se tutto il mondo e la vita potessero finire, come se tutto si fermasse in quel momento lì, come se il destino delle comunità dipendesse dalla riuscita di quell'evento. Anche qui un aspetto che lega anche ai riti propiziatori. Se l'evento riesce, dicevano i nostri antenati, allora sarà tutto perfetto, tutto bello, tutto normale. Sono i riti della produzione delle campagne, dell'abbondanza delle fioriture e dei frutti. Qualora questo non riesce, era segno di negatività, di disgrazie, di cose brutte, insomma. Sì, le immagini, come potete vedere, ci stanno facendo vedere come viene preparata la statua della Madonna. Raccontiamo anche quest'altro fatto. Vi ricordate, fino allo scorso anno la Madonna aveva i capelli biondi, che poi venivano sciolti in questa corsa liberatoria verso l'incontro con il Cristo. L'anno scorso sono stati cambiati i modelli della statua, i capelli della statua della Madonna, e sono diventati scuri, da biondi a scuri. Forse a ragion veduta, perché si ritiene la Madonna dalla fisionomia mediterranea
e quindi scura, i capelli scuri, lei medio orientale, un po' olivastra. Questo dice la tradizione sull'immagine della Madonna, una donna giovanissima che ebbe, come dire, questo ruolo centrale nella vita e nella storia della cristianità. Al momento dell'incontro, vedete la Madonna è avvolta in questo manto nero, si presenta dopo aver incontrato Gesù con vesti non più segno del lutto, ma sono vesti con colori vivaci, gloriosi, il blu, il rosa, in alcuni posti anche il bianco. Nel frattempo volevo dirvi che si può intervenire in diretta per chi vuole, chiamate da dove volete, chiamate, creiamo questo ponte tra i 5 frondesi che stanno fuori, chiamando questo numero, segnatevelo, per chi chiama da fuori Italia, più 39 327 95 57 336. Ripeto, per chi chiama da fuori Italia, più 39 poi 327 95 57 336. Ovviamente manderemo in diretta i vostri saluti, i vostri ricordi, i vostri auguri pasquali, mentre vediamo che la statua della Madonna, proprio contemporaneamente a quando è finita la messa nella chiesa matrice, viene fatta uscire dalla chiesa del Carmine, mentre San Giovanni continua il suo peregrinare nel corso con andatura lenta, quasi normale, e fra poco accadrà quello che cercavo di spiegarvi prima, cioè l'incontro. L'incontro racchiude una serie di vicende umane alle quali ognuno di noi è legato. Sono incontri interni ad ognuno di noi, incontri esterni, incontri tra uomini, tra genti, tra comunità. Vedete, sul Piazza della Repubblica cominciano a comparire anche coloro che tradizionalmente la vivono quasi con distacco. Sono lì fermi e la guardano non come coloro che stanno invece sul corso e che fanno a gara per assicurarsi il posto più centrale nel corso, proprio nel punto dove avviene l'incontro tra la Madonna e Gesù risorto. Vedete ancora le immagini di ciò che accade sotto la vara della statua della Madonna. Bonini si è piazzato anche sotto la vara della statua della Madonna, e vediamo anche i portantini. Diciamo pure che tanti anni fa, come Edicola, avevamo proposto una sorta di abbellimento, facendo realizzare le tuniche con colori diversi per coloro che portavano le statue. Poi stranamente questa consuetudine è stata abbandonata, però secondo noi dava un segno anche di ordine, di purezza se volete, di appartenenza. Avevamo concepito queste tuniche bianche con delle strisce di diverso colore, dei portantini rispetto a quelli che portavano Gesù o la Madonna o San Giovanni. Il procedere lento dei rappresentanti quasi istituzionali della congrega del Rosario, anzi arciconfraternita, altrimenti qualcuno avrà da dire, da ridire, e quasi un'andatura che è secolare, si avvicinano piano piano, sono schierati, ognuno di loro ha un ruolo ben definito all'interno della confraternita. Cosa
cosa sta per accadere? Sta per accadere quello che tutti sappiamo da sempre. Al momento dell'incontro, come dicevamo, la Madonna perde il velo nero, si presenta vestita con colori più sgargianti e prima dell'incontro avviene la svelazione o asvilazione o viene tirata una cordicella con la quale viene fatto cadere il manto nero della Madonna. Ci sono alcuni posti dove la svelazione avviene attraverso giri e movimenti che i portantini compiono per disporre le statue nella stessa direzione, sia l'incontro, l'inchino. In alcuni luoghi la Madonna fa al Cristo al momento dell'incontro una sorta di inchino, infatti. Tutto richiede ovviamente una grande attenzione e abilità, una lunga preparazione e consuetudine, come quella che hanno i portantini della statua della Madonna a Cinque Fronti, che ricorderete alla terza volta del viaggio di San Giovanni, quando lei ha la certezza della risurrezione del Cristo, la Madonna fa quest'ultimo viaggio verso la statua del risorto e si inginocchiano i portantini contemporaneamente. È un momento di pathos, di preoccupazione, anche perché se i movimenti e i gesti non vengono fatti tutti all'unisono e tutti correttamente, ovviamente si possono verificare dei rischi. Come dicevo prima, dalla riuscita dell'incontro al quale gli anziani davano un peso importante, curavano tutto nei minimi particolari, dalla riuscita di questo incontro in passato si traevano auspici sulla produzione, i raccolti della vita della comunità. La memoria orale dei paesi è ricca di racconti di cattiva riuscita del rito, della paura che colpisce la gente e per le calamità che si potrebbero verificare nella comunità in altre parti del mondo. C'è una sorta di legame stupendo che lega per esempio la dimensione della Madonna addolorata agli eventi traumatici che si sono vissuti nelle nostre comunità e al sud nei secoli scorsi, e tra questi il terremoto. Durante i riti, le funzioni, le processioni della Settimana Santa, la Madonna vestita di nero, a lutto, appare per tutti modello, infatti, come dicevo prima, di sofferenza e di dolore, mentre Cristo riassume e rappresenta tutte le morti individuali e collettive. Con l'affrontata si celebra il rito della risurrezione, viene narrato e presentato il trionfo della vita sulla morte. Adesso vediamo, c'è una prima telefonata. Renato cercherà di mettersi in collegamento e presentatevi. Con l'affrontata si celebra il rito della risurrezione, viene narrato. Pronto? Sì, pronto, mi sentite? Sì, assolutamente sì. Chi sei? Dici da dove chiami? Ciao a tutti, sono Michele Minasi, vi sto chiamando da Parigi. Da Parigi? Sì, Michele Minasi. Michele Minasi. Dici, Michele. Sì, era per ringraziarvi di questa bella trasmissione che state facendo, dell'affrontata, perché sono 56 anni che sono andato via da questa bella cittadina, da questa bella città, e fa sempre piacere, è sempre una bella cosa e un onore vedere la nostra Cinque Fronti. È una bellissima tradizione, quindi vi volevo ringraziare e darvi i miei auguri per questa bella Pasqua. Noi ti ringraziamo soprattutto per la memoria che esprimi, per i legami che ancora conservi con il paese. Guarda, per noi riproporvi queste immagini significa creare questo ponte tra il passato e il presente, o cercare di azzerarlo
nel momento cruciale della vita della comunità come l'ha affrontata. Quindi speriamo tu possa ritornare presto, di vederci al paese. Grazie a te, grazie a tutti, caro Michele che chiami da Parigi. Grazie, grazie, Buona Pasqua grazie. anche a te. Buona Pasqua e buona giornata a voi tutti. Grazie, ciao. Grazie a te, ciao ciao. Riprendiamo il nostro racconto, anche perché dobbiamo stare qui ancora un altro pochetto. La commemorazione della morte e della risurrezione di Cristo libera anche l'orizzonte storico, gli uomini dalla loro precarietà e dall'angoscia ad essa connessa, inserendoli in una strategia della speranza, una speranza essenziale per la continuazione dell'esperienza, scriveva l'antropologo Luigi Lombardi Satriani. Un incontro paradigmatico in un luogo significativo del centro storico o della parte centrale del paese, storico ed antico. In alcuni luoghi si svolge anche fuori dal paese o sulle vie del mare, anche sulle spiagge. Molte storie separate individuali di gruppi tendono a ricomporsi. La comunità si presenta, si percepisce, nonostante le divisioni, come corpo unito, un corpo compatto ed inseparabile. Mentre stiamo per vedere l'uscita della statua di Gesù risorto dalla chiesa matrice. La statua della Madonna, adesso addolorata, fra poco gloriosa, sta per comparire sulla piazza del paese. Ci sono i fuochi d'artificio, non so se li sentite pure voi, mentre cominciate a guardare come si è trasformato il Corso Garibaldi da ambiente vuoto, è diventato quasi piccolo, non riesce a contenere tutte le persone che stanno sui marciapiedi, stanno in fondo e in alto. Lo spazio è riservato alle statue, anche se questo spazio poi alla fine verrà occupato da tutte le persone che stanno adesso ai margini di questa via centrale che diventa il momento dell'incontro, il luogo dell'incontro. Anche questo è un aspetto particolare quando la statua del Cristo risorto viene fatta scendere dalle scale della chiesa. Sono procedure che non complicate, ma bisogna farle con estrema attenzione. In questi casi, quando lo si faceva anche noi, si mettevano le persone alte avanti e quelle più basse dietro per bilanciare il peso e far sì che la statua del Cristo non subisse scossoni. Ecco, il Cristo sta per scendere le scale della nostra chiesa matrice. Mentre fra poco la Madonna comincerà a fare il suo ingresso nel Corso Garibaldi. Eccola là, la vediamo tutti all'incrocio con via Vittorio Emanuele o via Castello, come è stata ridisegnata qualche anno fa, proprio all'angolo dove c'è il bar, ferma lì. Adesso si posizionano entrambi al limite della visibilità dell'uno con l'altro, mentre San Giovanni continua i suoi viaggi. Classe di ferro, compagni. Ah?
Pronto? Pronto? Sì, la sentiamo. Ci dica, pronto, chi è? Io Francesco. Stiamo guardando la spuntata. Ma da dove chiamate? Da Valenza, provincia di Alessandria. Buongiorno, auguri a tutti voi. Grazie altrettanto, auguri buona Pasqua. Sono la moglie di Furio Francesco. Buongiorno signora, diteci, cos'altro vuole aggiungere? Stavamo guardando la puntata, è una cosa bellissima poterla vedere, che la fate tutti gli anni. Siamo qui in famiglia, siamo venuti comunque all'Oli che siamo da Peppe Corica e i figli sono proprio lì che stanno portando San Giovanni. Sì, lo sappiamo. Signora, grazie per la chiamata, un grande abbraccio e buona Pasqua pure a voi. Grazie altrettanto a tutti voi. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Se Annalisa ci fa rivedere il numero, lo rimandiamo, perché allora per chi chiama da fuori Italia più 39, poi 327 9557 336. Siamo? È una strana attesa, nessuno si muove, vedete sia la Madonna che il Gesù risorto sono fermi lì al loro posto. Ecco, la Madonna comincia adesso a muoversi e ad entrare sul Corso Garibaldi. E ovviamente, dopo averla vista, San Giovanni aumenterà l'intensità dei suoi viaggi. A volte ci si chiede come la comunità si presenta, come percepisce tutto questo. L'incontro racconta in maniera rituale anche di come in occasione di questo momento le antiche separazioni, i conflitti, le rivalità, le gare esistenti all'interno di una comunità cessassero. Le statue che corrono ansiose per l'incontro raccontano che l'ansia, l'angoscia, il bisogno di legami, di relazioni tra paesi che hanno conosciuto lutti collettivi, terremoti, alluvioni, separazioni, disgregazioni, fughe, un fenomeno purtroppo ancora presente di tanti ragazzi e ragazze che scappano, fuggono dalla nostra Calabria in cerca di un futuro migliore. La frenesia, il pathos con cui si svolge l'incontro sembrano riflettere un'inquietudine culturale e mentale degli abitanti di una terra di contrasti e di separatezze, una terra nobile e in fuga, in viaggio. I tempi, le pause, le emozioni, i gesti messi in gioco nelle varie fasi dell'affrontata rappresentano una sorta di sfida, di scommessa, di impegno per i fratelli delle confraternite che organizzano e partecipano al rito e per tutti gli altri che lo assistono e soprattutto per quanti portano le statue e compiano la svelazione della Madonna, a suggellare l'incontro e poi l'esultanza per la riuscita del rito, gli applausi, i pianti. In alcuni posti si fa il ballo dello stendardo, si coniugano con l'orgoglio di appartenere e di appartenenza al paese, ad un'istituzione, ad una confraternita, ad una comunità che organizza e gestisce un evento fondante per tutti. I fratelli
vengono evocati come figure vicarie dei defunti, perché anche in questi momenti ci si ricorda di loro e di tutto questo. C'è un'altra telefonata, vediamo chi è. Pronto? Sì, pronto? Pronto? Sì, mi sente? Sì, se puoi alzare un Sì, po' la voce. Sì, Agostino Mileto sono. Agostino? Mileto. Ciao Agostino, buona giornata e buona Pasqua. Ciao, tanti auguri di buona Pasqua, grazie di quello che fate, è sempre bello vederla affrontata. Dove vivi, Agostino? Io da quando è scoppiata la pandemia sono sempre a Piacenza, lavoro al pronto Agostino, soccorso. non avevo capito chi fossi, sì. Grazie veramente, sono 3 anni che non la vedo, ma è bellissimo, è veramente emozionante. Un grande abbraccio Agostino. Grazie Buona alle Pasqua edicole di anche a te. Pinuccio, buona Pasqua a voi, ciao. Ciao. E siamo entrati nella fase finale. È il momento di pathos più forte, più delicato, più commovente, più emozionante, fate voi. Vedete come la corsa di San Giovanni è aumentata, la frenesia dei portatori pure, la distanza tra i due protagonisti di questo incontro, e cioè la Madonna e Gesù, si accorcia sempre più, mentre San Giovanni corre dall'uno e dall'altro e dice all'una: guarda che Gesù è risorto, lei che dice non ci credo, la prima volta, poi la seconda volta ancora non ci credo, fino a quando la Madonna Maria non ha la certezza che perdonateci questi atti, mi stanno arrivando un sacco di telefonate, permetteteci solo di commentare quest'ultima fase, che è la più delicata, la più particolare. Adesso comincerà la fase centrale. Adesso vedremo una prima volta quando la Madonna farà, eccolo, il primo spostamento verso la statua di Gesù, poi torna indietro, la seconda volta ancora si torna indietro. Eccolo qui l'incontro, ragazzi, eccolo qui, viene tirato il velo nero di lutto della Madonna, eccolo, vedete come vi dicevo prima, e arriva l'incontro. L'affrontata è questa, è l'incontro che ferma la storia e il tempo di ognuno di noi. Adesso sentiamo la banda. E anche quest'anno tutto è riuscito nel migliore dei modi. Sta piovendo? Mi dicono che è arrivata l'acqua, quindi bisognerebbe fare in fretta prima che le statue si bagnino.
era prevista l'acqua oggi, ma l'importante è che la processione sia stata fatta, che tutto è riuscito nel migliore dei modi, e adesso chi vuole può telefonare per fare gli auguri, per dirci da dove chiama, come ha vissuto questi momenti. La gente ovviamente di fronte alla pioggia che comincia a scendere copiosa comincia ad allargarsi, le 3 statue adesso faranno questa breve processione verso la chiesa matrice, verso la chiesa del Carmine subito dopo, e poi si concluderà tutto. Anche quest'anno l'affrontata si è ripetuta, l'incontro si è ripetuto, la storia si è ripetuta. Ma sentiamo chi ci chiama. Pronto? Pronto? Sì, pronto, chi è? Ciao, sono Valeria, Da dove chiami? dalla Francia, Che zona della Francia? il Grand Est, la Lorraine, al nord-est della Francia. Buona giornata e buona Pasqua a te. Grazie e buona Pasqua a tutti. Vuoi dire qualche altra cosa? Salutare qualcuno? Volevo ringraziarvi per questo, volevo salutare tutti e fargli gli auguri di buona Pasqua a tutti i 5 frondesi. E anche qui da Cinque Fronti ricambiamo un grande abbraccio a te e a tutta la tua famiglia. Grazie, ciao. Ciao, ciao. E questo è il momento liberatorio, quando il pathos finisce, quando la preoccupazione cessa, quando l'ansia per la riuscita della manifestazione si defila, si spegne, ed è il momento degli abbracci, degli auguri, dei saluti, mentre le 3 statue insieme fanno questo breve tragitto verso via Vittorio Emanuele, via Castello, e la banda suona. Vi inviterei a sentire questa marcia che è suonata dal complesso bandistico Leonardo Raso di Cinque Fronti. Vedete, anche dalla musica, dal Mosè si passa poi a musiche più ritmiche, più allegre. È il momento della gioia dopo la preoccupazione. Dal lutto si passa alla gioia e si diventa tutti un'unica cosa, tutti insieme che si accompagnano le statue verso le rispettive chiese. Noi abbiamo tentato anche quest'anno di fare una cosa utile alla comunità. Avremmo voluto essere lì anche noi, però abbiamo ritenuto opportuno, utile dare questo servizio, perché lo riteniamo giusto, lo riteniamo corretto, riteniamo che anche chi vive fuori, che non è a Cinque Fronti, può vivere questo momento. Arrivano anche i messaggi, tanti auguri da Firenze, vi stiamo guardando con affetto e commozione grazie al servizio che offrite, perché unisce tutte le tradizioni popolari del nostro paese. Saluto le famiglie Borrelli, Filiperano e Mezzatesta. Un grande abbraccio anche a voi, invitiamo chi vuole a chiamare, a mandare messaggi. Ripeto, qualcuno può dire che il nostro è un ruolo, come dire, banale, forse sarà così, ma l'abbiamo voluto fare, l'abbiamo fatto, speriamo di continuare a farlo nel futuro, proprio per dare a ognuno la possibilità di vedere queste immagini. Ecco un'altra telefonata. Pronto, chi parla? Salve, pronto, sono Marco Primerano da Firenze.
Ciao Marco e buona giornata. Buona giornata e buona Pasqua. Volevo ringraziare tutti voi per il servizio che fate, che ci fate sentire a Cinque Frondi in qualche modo, diciamo. Va. Ma di fatto voi lo siete comunque, con lo spirito, Sì, con sì. le emozioni, con i ricordi, con la memoria. Sì, sì, Ecco. assolutamente. Stavo assolutamente. dicendo, noi queste cose li facciamo proprio per dare a voi questa possibilità e per dare un senso che anche da lontano si può essere uniti. Ecco perché lo facciamo fondamentalmente. Certamente. Grazie, Certamente. abbiamo un'altra chiamata in Grazie, corso, buona grazie a Pasqua. te e buona Pasqua. Pronto, chi parla? Ciao, sono Vanessa Cuzzillo, Da dove chiami? della Germania, Dalla Germania, che città della Germania? vicino a Hannover. Ad Hannover. Buongiorno, buona Pasqua. Vuoi salutare Grazie. qualcuno? Sì, voglio salutare tutta la famiglia Cuzzillo e tutta Cinque Frondi. E buona Pasqua a tutti. Grazie anche a voi e a chi Grazie, c'è con te, saluto. alla tua famiglia, a tutti. Un Grazie, abbraccio, ciao. 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 Come vedete abbiamo chiamato dalla Francia, dalla Germania, adesso stiamo per avviarci alla chiusura del commento, il collegamento sicuramente continuerà, c'è un'altra chiamata ancora, vediamo. Pronto, chi parla? Pronto? Sì, chi è? Pronto? Pronto, sono Michele Michele Macri, detto Iacuccio. Da dove chiami? Chiamo dalla Francia, Dalla Francia. Dove dalla Francia? vicino al nord della Francia, nord-est della Francia, vicino a Lussemburgo. Bene, un grande abbraccio e buona Pasqua pure a te. Dici, vuoi salutare qualcuno? Buona Pasqua a tutti, un abbraccio a tutti. Sì, E saluto tutta la famiglia Macri e tutti i Cinque Frondi. grazie a te e buona Pasqua anche a te. Ciao. C'è altro. Beh, adesso la gente torna ai luoghi da dove sono partiti, le statue, prima tappa chiesa matrice, dove verrà riportato dentro la chiesa la statua di Gesù risorto e poi la statua della Madonna di San Giovanni torneranno anch'esse nella chiesa matrice. Noi concludiamo qui questo collegamento, le immagini andranno avanti, potrete rivedere tutto fino alla fine. Io vi ringrazio, vi saluto, vi do un caloroso abbraccio, tanti auguri a tutti voi da dove siete, dove vivete, dove lavorate, dalla Francia alla Germania, all'Argentina, al Sud America, all'America centrale, dove vi ricordo che potete continuare a telefonare, ci sarà Renato che vi risponderà. Un grande abbraccio a tutti voi, buona Pasqua e al prossimo anno. Vedi la addirittura di Pinuccio, la mamma voleva essere insieme a voi nel momento.
Vai. Occhio. Andrea. Non è Andrea. Occhio. Occhio, scusa. C'è l'edicola, Pannere. Su che andava a pannere fuori, che su? Mi sentite? Sì, Gabriele. Abbiamo l'audio in diretta? Sì, Gabriele, ti sentiamo. Non lo so. Abbiamo l'audio in diretta. Prova. Allora, se abbiamo l'audio in diretta, volevo beccare qualcuno per fare qualche intervista. Mandate un messaggio, qualcosa. Ok, sono in diretta. Vediamo se posso disturbare il sindaco. Sindaco? Possiamo disturbare? Sì, ecco. Vediamo. Eccoci qua, con il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia. Michele, vuoi dare un augurio a tutti i cinquefrondesi sparsi nel mondo che ci stanno seguendo? Assolutamente sì, auguro di cuore davvero a tutte le persone che ci stanno seguendo, ai tanti e alle tante cinquefrondesi che sono in giro per il mondo, alle persone che avrebbero voluto magari essere qui e per qualche motivo o di lavoro o di studio o magari anche di salute non possono essere qui con noi. Auguro veramente che arrivi un messaggio di pace da questa giornata comunque tradizionale e bella che è l'affrontata di Cinquefrondi. Auguroni ancora a tutti. È uscito anche il sole. Ed è uscito anche il sole nonostante tutte le previsioni portavano pioggia. Anche questo è bello. Per fortuna. Grazie Michele. Grazie a voi.
Non so se si sente bene la banda, forse con la chiamata riduce un po' il rumore, comunque cerchiamo di accompagnarvi al meglio in questa processione che adesso si fermerà davanti alla piazzetta della chiesa matrice come di rito per l'ultimo raduno dei tre. Mi arrivano i saluti da Villa Mediana dei Rega. Ciao Mariana. Occhio! Occhio! Ciao bello! Occhio! Le persone affacciate dai balconi che restano sempre parte della storia dell'affrontata. Riusciamo a sentire anche Francesco dall'altra parte? Penso di sì. Abbiamo l'audio anche suo, vero? Mi sentite? Allora, siamo, come potete vedere, ok. Siamo a circa 50 metri dal... Abbiamo una chiamata, mi dico. Andiamo alla chiamata. Buongiorno. Si sente ora? Si sente? Sì, Pronto? buongiorno. 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 Da dove chiami? Grazie. Altrettanto, auguri di buona Pasqua. Io sono Martina Cutri, la figlia di Gino Cutri. Siamo da Milano. Auguri a tutta la famiglia. Auguri altrettanto, buona Pasqua a tutti. Grazie a lei, ciao, buona giornata. Perfetto. Siamo di nuovo in linea, ma purtroppo non siamo riusciti a sentire la chiamata, comunque ci fa sempre piacere ricevere le vostre chiamate. Poi in replica le risentiremo. Ora è un po' difficile, ci sono tante persone, anzi per fortuna quest'anno siamo riusciti a tenere in gioco, ecco, intanto quest'anno siamo riusciti a tenere in gioco la linea, tanto era caduta per le settimane poco occupate. Anche qui Don Serafino con l'incenso. È un po' difficile passare. Scusate. Questo è un altro punto in cui vengono scattate tante fotografie. Ecco l'augurio di Don Serafino a tutta la comunità.
e adesso le statue che faranno rientro nelle chiese. Il rientro lo seguo io. Gabriele, seguo io. Questa matrice la guardo io. Matrice, vai tu? Ok, cerchiamo di organizzarci, io vado quindi al Carmine. Che bella questa. Puoi commentare, papà, puoi commentare per sia l'audio in diretta. Suonano le campane. Scusa. Si allontana insieme alla Madonna, rientra il Carmine. Ultimo saluto del risorto a San Giovanni e alla madre. Ora il rientro nelle chiese. Abbiamo fatto di tutto per farvi vedere queste immagini con strumenti informatici. Oggi la tecnologia ci aiuta. Noi possiamo applauso. Questa cremita. Parroco. Due parole del parroco, vediamo se riusciamo a captare. Sempre un pochino. Qualche ringraziamento ai portatori forse. Questo è Claudio. Questo è Claudio. Quello che sentito è Claudio che chiede aiuto. Sì. Per la strada, sono tutte cose.
che si possono sentire e vedere solo dal vivo, e noi dal vivo li facciamo vedere. Vedere e sentire. Ecco le ultime manovre, stanno praticamente risistemando. Sull'altare, deve essere spostato sull'altare. Da me è partita la banda. Quindi ora fatica a sentirmi. San Giovanni e la Madonna hanno appena girato l'angolo. Sono vicini. Alla Varetta. I blocchi e piano piano sarà lasciato. Ecco. In questo momento siamo in via Tocco, quasi davanti alla chiesa del Carmine. Le statue sono pronte per rientrare con successiva poi incensazione. Guardate la... Eccoci, siamo di nuovo in Piazza Castello, pronti per il rientro delle statue. Sono stati apposti i segni sulla varetta per riposizionare esattamente la statua. Eccoci che, ecco che viene rimosso. Operazione anche questa complicata, è stato pesante. 4-6 persone. Da risorto Francesco. Piano piano. Chiesa del Carmine io. Eccoci. Il meccanismo che di solito non si vede, c'è una sorta di... Eccola, guardatela anche voi, una macchina che consente di rialzare la statua al di là della paratia, quella paratia che protegge la notte di Pasqua, la visione della statua che si alza piano piano. Eccoci qua, ultimi preparativi. Al contrario rispetto a quello che abbiamo visto prima, la statua viene bloccata sulla macchina elevatrice. Invece di qua la confraternita è pronta ad accogliere nuovamente le due statue. Eccole. Ciò che succede alla frontata dei Cinque Frondi, pian pianino, da tanti anni fa, saranno almeno una quindicina di anni, abbondanti penso, qualcosa di più forse, che trasmettiamo questo evento da Cinque Frondi. Pian pianino l'abbiamo arricchito, l'abbiamo tastellato. E ancora l'ultimo momento non è venuto.
Questi erano pezzetti che non si vedevano. È stato appena posato San Giovanni ed è pronto Don Rocco il diacono con l'incenso di qua. E ci approfitto anche per fare dei selfie. Il selfie 2023 di Sandro. Tra poco c'è il diretta. Eri in diretta. Adesso ti sei auto. Professore Zaffino. Ecco qua. Adesso che è libera e sgombra, possiamo far vedere la macchina, come funziona. Di qua abbiamo l'incensazione intanto. Abbiamo questo bel giovane con la barba. Come ti chiami? Pronto? Passiamo di qua, se volete passiamo di qua, c'è l'incensazione in questo momento e tra poco c'è il canto del Regina Celi. In corso eccoci con il Regina Celi. Alleluia, qui acque meruisti portare, alleluia, resurrexi, sicudici, alleluia, ora pro nobis Deus, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Via surrexit Dominus subere, alleluia. Oremus, Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta questus, ut per eius genitricem Virginem Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Benedica il Dio Onnipotente, che Padre buono, Figlio e Spirito Santo. Amen. Rendiamo grazie a Dio. Applauso finale anche al Carmine, che segna quindi la fine dell'affrontata 2023. Chiuderei. Sì, inquadrati Francesco, inquadrati, riesci? Aspetta, vediamo se riesco a fare con questa, se ho fatto una buona scuola. Io ci sono, ok. Ciao, guardate come sono combinato. Aspetta che facciamo così, guarda. Ti faccio un selfie. Eccomi. Ciao, grazie a tutti per averci seguito. Ce l'abbiamo fatta anche quest'anno, tra mille difficoltà. Appuntamento come al solito il prossimo anno, a Dio piacendo. Ciao. Un saluto anche da parte mia. Vi ringraziamo come sempre per averci seguito. Non so se hanno ringraziato le persone che ci hanno aiutato, che ci hanno dato la logistica, che ci hanno dato il posto dove stare. Insomma, penso abbiano fatto. Posto. Poi abbiamo Gianluca Raso alla telecamera, Renato e Annalisa Gallo alla regia, io, Gabriele Bonini, Francesco Bonini con i cellulari tramite collegamento abbiamo seguito tutta la processione e le fasi preparative. Michele Albanese al commento, Salvatore Franco mi ha aiutato a me nella logistica. Abbiamo ringraziato, non so se è stato ringraziato anche Nardi per la connessione. Penso di aver ringraziato tutti quanti. In caso perdonatemi.
Non ci resta quindi che chiudere questo appuntamento. Ancora una volta grazie a tutti voi che ci avete seguito. Un bacione, un abbraccio, buona Pasqua a tutti quanti e alla prossima con l'edicola di